Buongiorno a tutti amici, allora siamo qui per fare i guardoni, ma non sono da solo, sono sempre in compagnia del gran maestro Andrea Stella e quindi andremo a vedere delle partite che sono giocate qui in diretta su Lices e le commenteremo dai nostri due punti di vista. E questa secondo me è una valenza didattica molto importante. Allora andrò a scegliere una partita, andiamo su guarda partite in corso, andiamo sulle partite rapide, quelle non troppo veloci. Una appena cominciata, possibilmente, appena ne comincia una carina. Non comincia niente. Eccola qui, cominciata. Ti mando il link, Come Andrea. si chiamano i giocatori? Sì. Ti mando il nome di uno dei due. C'hanno nomi improponibili. Ok. Ok, ti ho inviato il nickname di uno dei due. Sì, ok. Se me lo dicevi magari stavamo qua fino a domani. Esatto. Bene. Barça Zammahoul. Ok, stanno facendo una variante dell'italiana. Sì, ok, sto guardando giocato i 4 e 5, la federazione alfiere C4, cavallo F6, di qua il gambetto italiano, Il gambetto italiano, sì. 5, cavallo di 6, ok, per quello che ne so, è possibile che il cavallo in D7 non stia così bene come in E4? Sì, credo di sì. Almeno io conosco solo la variante con E4, quindi... Sì, no? Sa che abbiamo fatto dei braccio in mente un cavallo E4. Abbiamo sì. fatto un cavallo, un braccio in mente con, non so se ti ricordi, cavallo E4, C per Sì? D4, alfiere B4 scacco e ci hanno fatto donna D2, doppio punto interrogativo, non so se ti ricordi. No, ma che memoria c'hai? No, non mi ricordo mai. Se è vero, dopo metti nella descrizione il link a quel video, va bene? Va bene. Scherzo. Va bene, cavallo di 7, Ok. scherzo, C Qui, per D4, alfiere B4 scacco. qui H3 come la vedi? Quando nella posizione finale sono rimasto indietro, sto guardando, cavallo B6. Ok, tocca... Al bianco, secondo me H3 servirebbe, no? Non c'è il Greek Gift. No, non lo so. L'ha fatto! No, io non lo so se c'era, stavo chiedendomelo. E che qua non lo so perché qua a differenza di altre varianti su Regi 8 magari c'era alfiere F5 su donna H5, su donna H5 c'era alfiere F5. Stanno giocando vero. Cioè, non so se hai capito cosa volevo dire. Ora H5 non vince il bianco. Re F5 e donna F3, Re H6, cavallo F7. Che non mi danno tempo di analizzare, non mi danno il tempo di capire. Però per esempio il giocatore con il nero, no? Perché ha 500-400 punti meno del bianco? Secondo me una delle ragioni è che non usa il tempo, perché gli sacrificano in H7, Re per È vero, è H7. vero, è vero. Perché non Vabbè. pensa... È un momento critico dove si definisce la partita. Ora perde perché gli fa un attacco doppio la donna, no? Cavallo F7, doppio scacco e bye bye. Finita, finita. Ok, andiamo un attimo ad analizzarla prima di vedere un'altra Sì. partita. Ok, adesso ti invito in uno studio, non so se Perfetto. puoi andare nello studio Sì? dove... Ci sono, ci sono. Eccoci. Ok, guardiamola da bianco o da nero. Prima di me la stava facendo vedere da nero, o la vediamo da bianco? Con che colore la vediamo? Quello che vuoi, io l'ho vista da bianco, ma... Guardiamola da bianco. Ok. Qua, C3, D4, questa è la teoria, no? Non so, vedi il libro di teoria? È aperto. Sì. Sì, il libro di teoria con D5, 9, 9, 3, 5. no? Ok, sì, Sì. così vediamo le statistiche, no? Ok, qua a cavallo D7 non si gioca a cavallo E4. E qua quello che dicevo, che avevamo fatto una partita dove ci hanno fatto donna di 2 e abbiamo vinto, non so se ti ricordi. No, non mi ricordo. Vediamo se dopo mi ero ricordato bene. Che cavallo di 7 non è granché, alfiere B4, cavallo C3 arrocco, A6 alfiere D3, cavallo B6. Qui sì, c'è. Allora, pedone E5, cavallo F3, donna D non sono tutti gli elementi per fare il dono greco, non c'è però in realtà per il dono vero e proprio dovrebbe esserci un pedone in E6. Per esempio faccio un piccolo cambiamento, traslo il pedone in C7 e lo sposto in E6, va bene? Ok. Per esempio qua secondo me è molto più probabile in questa struttura che il dono greco funzioni, Sì. qua quasi sicuramente. Accendo Stockfish, vedi Stockfish, bam!
Fiere per H7 dice. Lo vedi, no? Sì. E qua è spietato. Re via, donna H5, bye bye. Certo. Vediamo nella posizione precedente, non sono sicuro, non ho ancora avuto tempo di calcolare, però penso che la cosa critica sia giocare re G8, no? Perché su donna H5 alfiere F5. Ah, giusto. E questa è la differenza, per questo di solito è contro la francese. E non so perché qua ha giocato re G6 in un secondo senza pensare. Certo, è il re G6. E dopo vediamo cosa dice Stockfish, perché se donna C2, forse donna C2, però donna C2 non è così veloce come donna H5. Certo. E nemmeno donna D3 è così veloce. Poi magari funziona lo stesso, però mi sorprende che l'abbiano fatto così velocemente. Bisogna calcolare, H3 calcolata, è controllata, ora bisogna fare donna G3, donna H4, eccetera, ma anche lui può fare così. Quindi non lo so, sì. proviamo ad accendere l'oracolo della verità. Proviamo ad accendere Stockfish. No, non lo dice. No, dico, dice che alfiere per H7 e dice che è sbagliata. Infatti, sì, con un'altra mossa. Sì, cavallo G5 mi piace, per dire, sì, o alfiere C2 per fare la batteria, però anche H3, no? Comunque va bene, però alfiere per è sbagliata. Quindi l'avversario, quindi un suggerimento per gli utenti qua, per piacere, se vi fanno una cosa del genere, avete il nero, pensateci, avete 9 minuti, il tempo si usa qui, no? Perché sennò è troppo tardi. Non so se siete d'accordo. Re G3 vince su donna H5, alfiere F5 difendendo H7. Dopo Re G6, bye bye. Sì, H4 vince, donna D3, donna G3, il re allo scoperto, no? H4 e su F6, H5 su Re H6. Il Stockfish dice donna di 3, ma questa va più che bene, no? Che guadagna la donna. E il nero ha pensato che non fosse interessante continuare. Cosa ne pensi? Possiamo vederne un'altra magari? Vediamone un'altra, peccato per questa che è andata via così. Sì. Tu dimmi sempre il nome dell'avversario, cioè dei due avversari. Allora, guarda, partita in corso. Vediamo se stanno giocando ancora questi due. Ah, non l'ho più visto. Backfire Swindle. Ok, qui c'è una siciliana in corso. Chi stai guardando? Adesso te lo mando subito. Sì, vediamo la partita che stai guardando. Rookeres. Sono dal lato del nero. Sei dal lato del nero, ok. Una Naidorf con S7, sì. Allora, 4-5, hanno giocato la siciliana, la variante in alfiere. Di solito, sai che di solito, soprattutto contro alfiere 2, si gioca di più con E5, no? Anziché. Ok, alfiere 7, ora ok, a Rocco, no? O Rocco corto, perché se giocato con alfiere 2, alfiere 3, mi sembra meno probabile. G4! Ok, hai appena detto che arroccava corto, invece. Ok, G4 va bene. Ora che mosse potrebbe considerare il nero? Ecco. Io mi aspettavo B5 forse a questo punto, B5 per fare... Questo è l'attacco Keres, Andrea? L'attacco Keres è senza alfiere 2, alfiere 3, è che se nero alla mossa 5 gioca E6, G4 subito. Ma G4 per giocare in modo più violento, H4, G5, torre G1 o massimo l'alfiere a volte va addirittura in G2 e poi F4, ma questo mi stona un po'. Secondo me il nero avrebbe dovuto ignorare G4, giocare B5 su G5, cavallo D7. H6 mi stona un pochino, non so se sei d'accordo. In questo momento però è possibile, veramente questione di gusti. Sì, so che esiste H6, però a livello pratico non so quanto possa essere, perché adesso secondo me, correggimi se sbaglio, cioè, ti offre l'assist di H4, no? Sì, però contro il Keres originale sì, perché è troppo lento giocare con B5, ma qui invece aveva ok, donna di 2. Ora cosa pensi, che nero arroccherà corto? Bella domanda. D'altronde non so se la Rocco Lungo è troppo scoperto. G5, si può giocare così, però forse con un pochino più di sviluppo per poi arroccare lungo. Ora su H4 come si fa a sostenere tutto? Secondo me H4 subito era meglio, cosa ne pensi? Sì. Non so perché ha aspettato.
Ok, qui Adesso per H4 funziona, su G per H4 c'è un trucco. Ok, F4, però F4, ok, su H4 sai il trucco che ti volevo dire? G per no? H4, alfiere per H6, torre per H6, donna per H6, alfiere G5 doppio. No, vabbè, però ho fatto F4, quindi la partita adesso si G per. Ora la posizione del nero è pericolosissima, però c'è la casella ok, ha giocato così, sì. Però penso che ci sia un compenso, Ma no? comunque non stanno pensando troppo i due giocatori. È sempre lo stesso problema. Perché non usano il tempo, no? Forse noi lo usiamo troppo, no? Però. Dovremmo prendere un po' delle loro doti. No, qualcosa di intermedio, no? Però non è facile. Perché anche noi siamo qui da tanto. Ma scusami adesso, perché non sono sicuro che E5 fosse la migliore, forse alfiere G. No, su E5 io stavo pensando a una cosa interessantissima, però non so se è una sciocchezza colossale. Cosa ne pensi di cavallo E6? Ecco, lui ha fatto cavallo F5, cosa ne pensi se il bianco avesse fatto cavallo E6? Cavallo E6? Per provocare, per provare non lo so, per poi provare a fare G5, aprire la. No, forse era una sciocchezza. Forse era una sciocchezza. Sì, no, io penso che il bianco probabilmente abbia già giocato in modo impreciso, perché secondo me poteva stare meglio senza perdere un pezzo. Ora c'è un grande compenso, però perché complicarsi la vita così? Ecco, ora ha preso in D6, sai che io anziché prendere in D6 forse mi piaceva di più cavallo D5. A te? Tanto Bella. perché il pedone in D6 cade, no? Cavallo D5, poi magari prendi in E7 con l'altro cavallo e poi prendi in D6, no? Sì, Forse era sì. più potente, no? Se facessimo i pronostici, tu chi pensi che vinca qua? Ostia, è difficile. Penso che secondo me vince il nero. Come Vince fa il alfiere nero? per D6, donna per D6, donna F6, dov'è l'attacco? No, c'è attacco però. Dice ok, semplifica tutto. Secondo me doveva semplificare con più materiale. Ora Sì. forse è un pochino più complessa adesso. Cioè, anche se il bianco gioca donna D5 che attacca F7, il nero prende in D6 adesso, allora a questo punto sarebbe stato meglio farlo prima, no? Perché aspettare una Certo. mossa e dare al bianco più opzioni? E poi, non so, magari addirittura il cavallo può tornare in F5, no? Esatto. Secondo me il nero si sta già un pochino complicando la vita, no? Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, sì, sì. Beh, adesso presuppongo un cavallo C6, no? Sì, non so se vuole mantenere l'alfiere per provare a Non difendere le so, case poi nere. arriva sempre Potrebbe anche fare. cavallo. Sì, scusa? No, dico, arriva sempre cavallo D5 del bianco anche, Sì, no? non so se magari lui vuole provare a fare alfiere C5 per mettere la donna in F6 in G5 al più presto. Ah, alfiere G5. No, C5, C5. Poi C. magari mettere la donna in F6 in G5, per esempio alfiere C5, il bianco fa cavallo D5 con idea di donna C3 e noi mettiamo la donna in F6. E poi dopo comunque facciamo cavallo C6, cavallo E5, eccetera. Eccetera. Cosa ne Scusa, pensi? alfiere C5, Sì. cavallo D5? Ho detto una sciocchezza, sto dicendo che donna F6 che è impresa, quindi Ah, ok. ho detto una sciocchezza colossale, però nulla. Cavallo D5 è Eh, buono. non so. Tu dici. Questa è la classica posizione che non mi piacerebbe giocare con nessuno dei due giocatori. Non mi piace giocare perché il bianco materiale in meno e perché il nero è sotto attacco. Sì, il nero sta soffrendo. Sì.
Però sai che mi ricordo che quando ero molto piccolo, che era qualcuno del circolo dove ho imparato, che ha detto, ma allora cioè, non ti piace né giocare con i materiali in meno, né se ti attaccano, allora cosa vuoi, no? Dovrai prendere un partito, no? Ok, e adesso cosa ne pensi di... Ok, ora, non so, forse per via della minaccia... Sì, io pensavo H4 anche, forse. Eh sì, Vabbè. anche H4 era E interessante. ora forse a questo punto conviene spostare l'alfiere, no? Non so, alfiere C4, cosa ne pensi? Ah, ok, ok. O alfiere F3 poi H4, non so bene. Sì, alfiere F3 H4, no? O alfiere C4 meglio, no? Alfiere C4, e perché non fa alfiere C4? Alfiere C4 minaccia, evita la minaccia dello scacco di scoperta in Certo. F3 e ha la minaccia di donna G6 scacco, no? Perché inchioda il pedone F7, no? Bellissima. Ora su cavallo C6 avremmo vinto subito, Sì, invece così sì. Sì, era ora più attiva alfiere C4. Ora è difficile, eh? Ora è molto difficile per il cosa nero. farà alfiere F6, Alfiere però F6. il nero sopravvive. È molto difficile, però alfiere C4 era, secondo me, era molto più diretta. Alfiere F6 in caso di G5. Donna per F4 a questo punto. Su donna per F4 proviamo a ragionare in termini di Harakiri. Quanti pedoni abbiamo? 3, 4, 5, 6. Lui ha 4 pedoni, abbiamo 2 pedoni per il pezzo, quindi abbiamo sacrificato solo un'unità di materiale. Quindi è un massacro, no? Donna per F4 posizionalmente è un massacro. Cosa ne pensi? Sì. H6 cade, donna per F4, minaccia cavallo per H6, alfiere C4, è un disastro totale. Sì, poi c'è l'inchiodatura sulla donna, Sì, sul no, cavallo. donna per F4, non alfiere C4, toracca F1, oppure rompe con G5, cavallo per... cioè prenderà il terzo pedone a breve, cioè, cavallo... Eh? secondo me non c'era bisogno di giocare così, però finora sta giocando bene. Cioè, su Re H7, sì, anche così va bene. Su Re Cioè, H7 come te la cavi? donna per F4, no? Ah, ok, 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 ok. Sto cercando cose più lineari, mentre il bianco o le... Complicare al massimo. il bianco si sta divertendo, il bianco vuole, E tra vuole farsi l'altro, vedere i fuochi d'artificio, però sembra che stia funzionando. Ora torna in F5 con scacco e poi prende in F4. giusto, giusto. Giusto, vabbè, sì, sì. Era la stessa cosa perché il peone in F7 cadeva anche prima. Ora donna per F4. Beh, dai, direi di sì, a meno che non cerca qualche altra Scusami, stregoneria. secondo me comunque era meglio prendere in F4 subito perché perché il pedone in H cadeva e il re in F8 sta un po' meglio che in G8 secondo me. Sì. No, 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 non preferiresti giocare la stessa posizione con lui che ha ancora il pedone in H6 ma il re in G8? Secondo me è meglio, sarebbe stato meglio per noi, no? Forse. Sì, sì, sì. Perché cade, è un pedone che comunque cade. Vabbè. È un problema. Però dai, è una questione di gusti perché qua anche qua dovremmo... Cioè il bianco dovrebbe vincere, no? Adesso forse mi immagino la manovra donna 5, donna E5. Sì, però possiamo fare anche torre di 5, no? Torre di 5, certo, Vai, vai. certo. O cavallo di 5. Sì, no, qua per il nero è difficilissimo. Perché credendo nel materiale, il nero non ha materiale in più, no? E quindi Mm-mm. non ha nessun compenso per la Questa, debolezza del proprio questa. re. È difficile, non ha mosse il nero, non ha mosse. No. Donna paralizzata. Dovrebbe andare, che ne so, non lo so. Alfiere F6. Ok, adesso arriverà a torre di 5 come dicevi tu. O cavallo di 5. No, non lo so. O O cavallo di 5. magari non gli dà fastidio che vada in 5, non lo so perché. Ormai è imprevedibile il bianco, no? Prevedibile no, non per forza nel male, anche nel bene perché Certo, certo. torre di 5
E alfiere C4 sembra essere forte. G5 non mi è piaciuta, perché torre D5 e poi alfiere C4, no? Con attacchi alla GX contro F7, scoperte contro F7. E adesso c'è appunto donna E5, adesso c'è. Sì, penso che il bianco sta sempre molto meglio, però la tendenza potrebbe ribaltarsi a breve. Se il nero si riprende col cavallo. Il cavallo ora. Col cavallo. Da cavallo per E7 non vince istantaneamente adesso, perché su re per E7 donna F6 attacco doppio a re in E7 torna in H8 su cavallo scusami, a cavallo per E7 che si salva ancora. Questa perché se catturava col re, mamma mia. Donna F6, però anche quello di prima sicuramente si doveva vincere, però donna F6 c'era, sì. donna F6 Sì. No, supportata. però questa cavallo di 5 anche va bene. Sì. Io pensavo prima cambiare cavallo per cavallo di 5, ma anche questo Sì, devo andare con la donna in E5 secondo me il nero, perché andando col cavallo si è non ha abbastanza difensori, no? Deve cercare di portare... Ecco. Però I per F5 e poi i pedoni marciano, F6, F6, G6. Donna per non mi è piaciuta molto. Ciò che ho paura per il bianco è che ora E per secondo me era meglio per avanzare la falange di pedone F6, H5, G6. Ora ciò che avrei paura per il bianco è che magari il nero riesce a creare un blocco sulle case nere, cavallo in E5 e che la posizione diventi inespugnabile. Cosa che ancora è difficile, nel senso il bianco è ancora un attacco travolgente, però la tendenza, no? Sì, perché comunque questo cavallo qui ha anche ottimi ruoli difensivi. Sì. Certo, il bianco secondo me sta ancora meglio, però la tendenza si potrebbe invertire, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordissimo. Non so, da nero ora come cercheresti di giocartela? Sai che non ho idea. Offerta di patta, non lo so. No, non lo so. Però forse la posizione che avevamo quando qualche giorno fa avevamo giocato la 300, forse era un po' peggio di questa. Non era male. Ancora è rubabile, no? Bello il termine rubabile, no? Che torre 8. Peraltro hai fatto una domanda, cioè come ti difenderesti da nero? Uno sta pensando come attaccare da bianco. Troppo triste, no? Da una così tristezza pensare nella difesa del nero. No. H5. H5 sì, no? Torre di F1. Anche. Torre di F1 per fare G6, però forse a cavallo di 4. H5 potente. Ora vuol fare il G6. Un attacco devastante, no? Sì. Non so. Stavo pensando, magari fa cavallo B4 e guarda dall'altra parte, ma non minaccia nemmeno matto, cioè su cavallo B4. Il bianco, a parte può cambiare in B4, fa donna per E5, donna per A2, re C1, non c'è nulla. Sì, ora il nero si è incamminato verso la via il del baratro, sì, la via G6. G6. Buonanotte. Forte Buonanotte, perché adesso si minaccia anche G7, secondo me, che... Mi piace come gioca questo Ruccheres, no? Sì? Gioca bene. Ora cos'era la minaccia? Torre G1 e poi G7? Difficilissimo, no? Cioè, spettacolare. Cerevi il premio di bellezza, no? 13, allo B4 e guarda dall'altra parte. È l'unica per avere un po' di attività.
Però non vince. Cavallo per B4, donna per B4, torre per D8, torre per D8, donna per I5, vince per il bianco, no? Torre per D8, torre per D8, E donna per E5. donna per E5. C'è solo la qualità in meno a 1000 pedoni, minaccia H8, minaccia. Eh sì, l'ha fatta. C'è l'incremento o no? No, mi sa di no. Bella, Bellissima, no? Bellissima. bella. La partita impeccabile, no? Cioè, ha dato complimenti Complimenti a Rukeres. a Rukeres. Bellissima partita. Bella, giocata bene. Sì, sì, giocata molto bene. Sì, sì, beh, li spero. Ci ha fatto questa partita, cioè, mentre era prima che avevamo visto, no? Era È vero, è vero. terminata subito, questa ci ha fatto, c'è stato un bello spettacolo, no? Bello, bello. Ha giocato in modo incisivo e Attaccato in modo creativo, no? Un sì, modello da imitare sì. anche. E Cioè, un quindi modello da imitare. Cioè, stavo dicendo un modello da imitare, ho detto da evitare, perché stavo pensando un modello da imitare, però comunque ho paura a imitarlo, no? No, però bellissimo, perché ha questo stile, va benissimo. no, è vero. E questa partita ha confermato ancora una volta la mia teoria che quando giochi la Scheveningen, se non sei un giocatore pro, tendi a soccombere a Ti attacchi. aprono la di re, no? È difficile, difficile da giocare, difficile. Difficilissima, difficilissima. Però il corso della siciliana che c'è nell'accademia era sulla Naidorf o su che siciliana era? Sì, un po' tutte vengono Così prese. poi uno quindi può scegliere anche quella che più si adatta al suo stile, no? Perché, per esempio ci sono il dragone accelerato, la Svesnikov, che lì non c'è molto attacco, Esatto, no? Sono un esatto, po', sì. esatto. Sì, uno Esatto. deve guardare le siciliane e capire quella che più si Sì, adatta, no? Al suo stile sì, di gioco. sì, La siciliana è un assolutamente. mondo, no? Un È un mondo mondo. incredibile che giocavo quando ero ragazzino, la giocavo, però poi a un certo punto ho deciso di cambiarla, boh, sarà che non l'avevo mai studiata come si deve, perché insomma, penso che Eh ci sì, sia tanto. diciamo che nella siciliana il costo dell'errore è più alto per entrambi, no? Mm, 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 Cioè, se mm. giochi ai 4 o ai 5, ma tu non sbaglia, sta un pochino peggio, no? La siciliana, però tra l'altro se sei più preparato anche il costo dell'errore del bianco è maggiore, no? Certo, certo. Potrebbe Sì. essere Sì, sì, sì. interessante da giocare, Sì. però, però bellissimo esempio questo, no? Bella, bella partita, davvero. Spero che insomma anche i nostri amici si siano divertiti. Speriamo. È stata veramente bella. Abbiamo avuto fortuna a beccarla perché tra le tante partite è stata interessante. Si scoprì che Rukeres faceva di cognome Stockfish. No, forse, forse, Ah, forse, forse è il discendente di Keres, no? Stavo pensando. giusto, giusto. Non lo so. Va bene, ragazzi, ci vediamo allora nel prossimo video. Buona giornata a tutti. Buona Ciao. giornata, a presto, ciao ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!